L'altro nome, Wagyu, che è stato fatto dalla Serie A soprattutto è stato quello di Mattia Zaccagni. Giocatore dal mio punto di vista fortissimo, ho dei dubbi sul carattere che forse un po' mi sta togliendo, diciamo, in quest'annata Zaccagni, perché lo vedo estremamente professionale, estremamente dedito alla causa Lazio. Tra l'altro l'hanno fatto capitano, quindi forse questo potrebbe averlo responsabilizzato dal punto di vista chiaramente professionale. Lo spero per lui perché è un ragazzo veramente forte e non capisco perché al momento Spalletti non lo chiami in nazionale. Ma anche qui probabilmente per fattibilità di cartellone stipendio penso che ci siamo ampiamente. Dal punto di vista tecnico credo sia un giocatore veramente forte, ripeto, che può essere tranquillamente ragionato come post Kvara. Non credo che sia un nome fattibile per gennaio, non credo nemmeno per giugno, sia perché lui comunque pare di aver dichiarato di voler restare alla Lazio, ma tutto può essere perché ultimamente la gente si è fatto uscire che è stato accostato al Napoli e che se arriveranno delle offerte lui le valuterà. Ma la vedo molto complicato che la Lazio e Baroni possano privarsi di Zaccagni, diciamo così, a gennaio, di privarsi del capitano titolare tutte le giornate, che segna, che comunque si comporta in un certo modo, e darlo chiaramente a una diretta rivale, io intendo per l'Europa, chiaramente non per gli obiettivi che al momento hanno le due squadre, che credo siano nettamente diversi, ma comunque la Lazio, oltre a giocarsi un posto magari in Champions, per quanto riguarda il campionato, sta giocando comunque l'Europa League, che potrebbe in ogni caso secondo me essere a portata di una squadra come la Lazio, quindi privarsi di un giocatore come Zaccagni non mi sembra una scelta intelligente, e questo è il motivo per cui dico che mi piacerebbe onestamente un Zaccagni come post Kvara, ma non credo che la cosa possa accadere.